questi personaggi del vecchio mondo contadino. Una vita tutta fatica e lavoro e la memoria di eventi che hanno fatto la storia del nostro paese. Piccoli fatti di vita quotidiana, quando ci si cibava di poco ed il superfluo era solo roba da ricchi. Ora nel piccolo borgo contadino la figura del mugnaio era quella del paciere di conflitti sui beni di prima necessità e di narratore di avvenimenti a sua volta raccontati dalla viva voce dei protagonisti al di là dei confini della provincia. Questo nelle immagini è il vecchio mulino di contrada Maier-Hoff in quel di Valvasone. La struttura risale all'alba dei tempi ed il gestore è Leo De Giusti. 71 anni suonati, un appassionato mugnaio che mantiene in vita il vecchio mulino solo per sé. Leo del mulino Maier-Hoff rinnova una tradizione di 200 anni. Dunque io cominciai a lavorare 60 anni fa in seguito alla morte del babbo, in seguito alla morte del mio babbo, no? Adesso ho dovuto smettere per questione sempre di, come si potrebbe dire, è un mestiere che è in decadenza, insomma, ecco, non si può vivere con questo mestiere. E allora io, piuttosto che rimettere la mia pensione per l'ambizione di fare il mugnaio, ho pensato di chiudere il mulino. Dunque il vecchio mulino è chiuso per il pubblico, i contadini che macinano il grano come ai vecchi tempi sono pochissimi. Oggi poi la polenta è già bella pronta, confezionata e solo da scaldare. Ma qual è stato il periodo più felice per il mulino Maier-Hoff? È stato proprio il tempo di guerra, prima della guerra, dopo la guerra, fino agli anni 60-65. Sì, allora a quei tempi non erano i mulini, i contadini non avevano mulini per conto loro, dovevano venire qui, no? Poi dopo erano anni anche di miseria, i contadini consumavano molta farina di polenta. Poi dopo è venuto il progresso, la gente ha emigrato e mandavano nelle rimesse a casa i padri di famiglia e si sono comprati i loro mulini e così da noi ci è mancato il lavoro, diciamo così, no? Ma è stato dei periodi per 30 anni quasi che si lavorava quasi giorno e notte, insomma. Abbiamo detto che il mulino Maier-Hoff è stato anche il cuore pulsante e pensante del vecchio borgo contadino. Leo ha qualche aneddoto da raccontare? Beh, vi conterò un aneddoto di tempo di guerra, di 50 anni fa, che si lavorava con delle tessere cosiddette annonarie. Il contadino, in proporzione alla famiglia, aveva 3 o 5, 10 quintali di grano, insomma, no? Per la sua famiglia, di macinare per la sua famiglia. Doveva venire al mulino, insomma, no, con questa, macinare entro questo mese, questo quantitativo. Se io li macinavo in più, no, che dovevo segnare nella loro tessera personale, no, se io li macinavo in più ero soggetto a dei controlli e mi faceva delle multe. Mi ricordo che a me fortunatamente non me la fecero perché, insomma, ma mia mamma, che io ero già in guerra, ero andato in guerra, un giorno guarda che mi sono venuti i controllori che mandavano dei controllori, insomma, no? Che giravano tutti i mulini a controllare queste tessere, sono venuti dei controllori e mi hanno trovato di 2 clienti sacchi macinati, insomma, no? Che non erano assegnati alle tessere, cosiddetto, no? Li fecero una multa a quel tempo di 1500 lire, che vale a dire il valore di 2 mucche oggi, fate voi adesso il calcolo, e un mese chiuso il mulino. Un mese chiuso il mulino. La mamma mi scrisse: guarda figlio, è così, è così, è così. Io ero in guerra e io le scrissi: cosa vuoi fare mamma? Cercate di tenermi conto, di tirare avanti, insomma, no, pagherete questa multa, è finito lì. Insomma, no? Passò così la faccenda. Altre cose vi potrei raccontare. Allora venni a casa della guerra io nel 45, verso ottobre del 45, mi ricordo così come adesso. Io macero con la turbina perché non ho più le ruote di fuori, per questione di economia, per questione di risparmio e di tutto, no? E lavoravo anche di notte, essendo poca acqua nel canale. Lavoravo, no? In ottobre, voi sapete, ottobre-novembre,
si scaricano le foglie degli alberi e via di seguito, e bisogna cercare di tenere pulito il canale perché possa creare forza all'acqua. Nella mia borgata qui del Maerhof abbiamo una lampadina pubblica a 50 metri da me, e qui è un centro di passaggio di strade obbligatorio. E io andavo a tirare su la foglia, insomma, a cercare di pulire la turbina intanto che il mulino correva, e poi ritorno dentro. Continuo a macinare fino alle 5 al mattino. Alle 5 al mattino si alza mia sorella e la mia mamma e io vado a dormire, avevo lavorato tutta la notte. Quando sono le 8 così mi sento chiamare della mamma che mi dice: alzati che è il maresciallo dei carabinieri che ti cerca. Che cosa vuole il maresciallo dei carabinieri di me? Io so di essere in regola. Cosa è successo? Un signore di San Giovanni aveva rubato 2 mucche a un suo zio. Le doveva far passare per il Maerhof, che non aveva alta strada per poter passare perché era il canale di passare, le doveva far transitare e portarle verso Domarins, verso il Meduna. Quando mi ha visto me, le ha abbandonate le bestie, e una si è rifugiata qui nella mia borgata in un cortile, e una è andata a rifugiarsi in un cortile verso San Lorenzo. Questo è un particolare che mi è restato un po'. Il maresciallo, mi ricordo, era venuto su qui col padrone delle mucche. Come vi dissi, io mi sono alzato, il maresciallo mi venne incontro, qui parlai più o meno di questo. Poi mi disse cosa facevi, perché sei andato a dormire così tardi, hai lavorato tutta la notte, dove sei stato, queste cose. In questo frattempo vedo un uomo che mi viene fuori dalla mia stalla, io avevo già una mucca mia, e gli facendo il maresciallo dice: no, non è quella la mia. Io non so tanto a pensare cosa voleva dire lui. E il maresciallo mi disse: beh, dice, non ho tempo di perdere con te, vieni in caserma, no? Andai giù in caserma. In questo frattempo che io ero là, viene un signore da San Lorenzo, viene un carabiniere, no, e gli dice: guardi maresciallo che l'altra bestia l'abbiamo trovata in un cortile a San Lorenzo. E allora il maresciallo mi dice: Mugnaio, va a casa, va, dice, sei a posto. Credevamo una cosa per un'altra, sì, loro insomma, no, volevano. E così ho, diciamo così, senza volerlo, sventato un furto, come si potrebbe dire, insomma, no? Ecco, questo contadino contento ha recuperato le mucche. Insomma, io avevo anche un po' di paura, perché già si lavorava ancora a quei tempi con la tessera e non era proprio tanto in regola. Io non ero, perché la guerra era finita, si era tanto più disciplinati, insomma, no? E adesso, con il senno di poi, rifarebbe il mugnaio? È una domanda che mi fate e mi duole anche il cuore a dire che non la farei. Ma insomma, la farei anche, lo farei di nuovo questo mestiere. È un mestiere che abbiamo vissuto da 700-800 anni, la nostra generazione ha sempre fatto questo mestiere. E abbiamo vissuto, abbiamo allevato i nostri figli qui, insomma, no? Insomma, ma è un lavoro anche un po' ingrato, anche per le calunnie della gente, perché il mugnaio è sempre stato una persona particolare, molto denigrata, diciamo così, dalla popolazione. Il mugnaio è un ladro, cambi il mulino ma non il mugnaio, perché il mugnaio, se non è Leo che ruba, è quell'altro mugnaio di Casarsa che ti ruba, se vai a San Martino è quello di San Martino che ruba. Sì, sono cose che non ti fanno tanto bene quando sai di essere una persona un pochettino onesta, diciamo così, perché la mia famiglia con 200 anni che è qui, voi vedete da soli, insomma, no, che condizioni sono. Non mi lamento io, perché sto bene, ho allevato i miei figli, ho vissuto, via di seguito, ma in proporzione alle calunnie, in proporzione al lavoro e via di seguito, dovrei aver avuto una, come si può dire, una vita più agiata, ecco. Leo, forse le chiediamo troppo, chissà quali segreti nasconde questo mulino, come funziona? Per azionare questo mulino ci vuole l'acqua. L'acqua dà questa forza per azionare il mulino, non più tramite le famose ruote o tramite una turbine. Questa turbine è una macchina, diciamo così, che risparmia acqua, che è stata messa a quei tempi assolutamente che era poca acqua,
no? E dà anche più energia nelle propulsioni. Ecco. Fa funzionare le macine, no? Le due macine, che ho due macine e un cilindro. Col cilindro si macina il Gran Turco per fare la polenta. Le macine servivano una per il frumento, per il grano, diciamo, per fare la pasta, per fare il pane, e una serviva per macinare scarti, diciamo orzo, sorgo e Gran Turco scarto, che davano ai maiali, al bestiame, ai contadini. Per Leo il tempo scorre veloce come l'acqua attraverso le ruote della turbina, ma i gesti sono sempre gli stessi ed i pensieri soprattutto non mutano nonostante gli eventi. Una lezione di vita.